C'è ancora tempo per gli insegnanti e il personale ATA che non abbiano eseguito il test sierologico. I medici ne hanno ancora a disposizione. Il risultato è importante. Tra i pazienti di Domenico Crisarà, medico dell'Arcello, oltre che segretario veneto della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, su 33 persone chiamate all'appello, 28 hanno risposto sì. E i dati che arrivano sono confortanti. Ci aspettavamo una risposta più massiccia, però hanno risposto bene. Lo screening è stato uno screening importante anche perché ha evidenziato un bassissimo contatto degli insegnanti e del personale non docente della scuola con il virus. Personale responsabile che ha adottato uno stile di vita e precauzioni tali da avere un basso contatto con il virus, quello della scuola, notizia che fa ben sperare. Possiamo essere tranquilli perché sia il personale insegnante sia il personale non insegnante, l'IATA, hanno avuto sicuramente grande attenzione ai comportamenti durante questi periodi e quindi sono convinto che ancora di più lo avranno durante il periodo della scuola, che è la base fondamentale affinché tutte le cose vadano nel verso giusto. La vera prova del 9 parte adesso e medici e pediatri sono pronti a rinnovare la disponibilità. C'è la disponibilità dei medici di medicina generale, ma devo dire anche dei pediatri di libera scelta, di aiutare nell'identificazione precoce attraverso i tamponi rapidi delle situazioni a rischio.